Oggi facendo un bello spaghetto con gamberone come faccio dietro al peppino. Lo sapete a Napoli come si dice quando un figlio non è buono, un pesce siete la capa. Pulite i gamberoni ma non buttate le cape perché ci servono tutto quello del gamberone non si butta, tutto quello che togliete. Ecco qua, tagliate a metà e toglieteci il verme da dentro il mazzo. Cozze d'arancia, sale, olio e un po' di vino bianco. Prendete tutti i gamberi e fateli piccoli piccoli, a crudo Prendete i gamberi e mettetelo in questo mesca francesco, vedete? E fatelo macerare un po', giusto il tempo che prepariamo il sughetto. Olio a sentimento, picchi d'aglio e ora ci buttate tutte le cape dei pesci, dei gamberi. Un po' di pomodoro di friendolo. Per il sale regolatevi voi. Se no manca drago si avvicina. Mettete tutte le cape dei gamberi, tutto il sughetto che abbiamo fatto e mettetelo nel frullatore. E mo frullate tutto. Un mestolo di acqua di cottura, questi sono tutti i capi dei pesci che abbiamo, dei gamberi che abbiamo frullato e ci filtriamo il sugo. Guardate che bel sugo cremoso. Rimuovete tutte le buccette d'arancia da dentro i gamberi che abbiamo messo a macerare su prima. Prezzemolo a sentimento con tutto il corpo.